Italian Travel, oggi sono in Piemonte, al lago d'Orta, il più occidentale fra i grandi laghi prealpini. Meta ideale di artisti e scrittori che spesso vi hanno ambientato opere letterarie e cinematografiche, è meno conosciuto rispetto agli altri laghi, ma di sicuro non ha nulla da invidiare. Guardate anche voi. Orta San Giulio è la località principale del lago, a cui dà il nome. Costruita su un promontorio panoramico e dominata alle spalle dal suo sacromonte, la città è un vero gioiello da scoprire. Cuore di Orta San Giulio è Piazza Motta, salotto della città affacciato sul lago, e punto di partenza per raggiungere l'isola di San Giulio in pochi minuti di battello. L'attuale sede del municipio di Orta San Giulio è Villa Bossi, un'antica villa del Settecento restaurata dal comune, con un grazioso giardino affacciato sul lago. Il palazzo della comunità, risalente al 1582, fu per secoli la sede del potere legislativo ed esecutivo. Il centro di Orta è interamente pedonalizzato ed attraversato da una lunga via piena di negozi, locali ed eleganti ville. Superati i problemi di inquinamento dovuti all'industrializzazione delle coste nei primi anni del Novecento, oggi il lago d'Orta è tornato ad essere un lago vivo, scelto da bagnanti e pescatori per la bellezza e la ricchezza delle sue acque, ed Orta San Giulio, la perla del lago, si è trasformata in un'elegante e romantica sede di villeggiatura. Oggi ho appuntamento con la mia amica Alessandra, una guida turistica locale che mi mostrerà le bellezze di Orta San Giulio. Questa invece è la Casa dei Nani, è la casa più antica che abbiamo sul lago d'Orta e anche qua a Orta, addirittura la datano fine 400, 1400. Vedi le piccole finestrelle sopra? Sì. Sono talmente piccole che si dice che dentro abitassero soltanto i nani. In realtà è una casa privata, non si può entrare, però è proprio una delle più antiche. Guarda, l'architrave addirittura in legno. I 3 affreschi che vedi sopra sono seicenteschi, sono stati restaurati. Al centro c'è proprio l'Assunzione, la Madonna con Bambino e l'Annunciazione. Questa invece è Casa Gemelli. Siamo nel 1700, è una dimora privata. Io non sono mai riuscita ad entrare, ha un giardino all'italiana stupendo. Ma guarda che meraviglia la parte del guscio, del tetto. Sono tutte allegorie affrescate dai fratelli Fiamminghini, sono degli artisti specializzati negli affreschi a fine 600. Alessandra conosce a fondo questi luoghi e mi spiega che una visita di Orta San Giulio sarebbe incompleta se non si andasse a vedere il suo sacromonte, punto panoramico d'eccellenza oltre che luogo ricco di fascino e di arte. Il sacromonte di Orta San Giulio è un complesso devozionale eretto fra il XVI e il XVII secolo, composto da 20 cappelle edificate dai maggiori artisti dell'epoca dedicate alla vita di San Francesco d'Assisi. Vieni a vedere, questa è la più bella. Questa è la cappella numero 13 ed è Carnevale ad Assisi. Pensa, sono tantissime statue, ogni persona ha un ruolo preciso nella scena. Cerca al centro c'è proprio San Francesco d'Assisi che è condotto nudo per le vie di Assisi per essere umiliato. Però se tu guardi, qui davanti c'è un bambino che gioca con un cagnolino, lì ci sono 2 ragazzi vestiti da donna, quindi in maschera, e c'è anche un albero della cuccagna, è Carnevale ad Assisi, quindi c'è tanto rumore ma al centro c'è il momento della fede. Tutte queste cappelle sono un percorso devozionale,
quindi sono 21. Ogni cappella racconta un aneddoto, un momento della vita di San Francesco d'Assisi. Ovviamente cambiano dalle prime alle ultime che sono state realizzate dal 1590, le prime molto formali, rigorose, quasi elementari, le ultime ovviamente già arrivano nel periodo barocco. Era un indottrinamento, non si sapeva né leggere né scrivere, io non potevo accompagnare e quindi ovviamente si doveva leggere con lo sguardo e capire quello che stava succedendo. Questa invece è la più importante dal punto di vista della regola francescana, è esattamente il momento in cui il Papa Innocenzo III nel 1210 acconsente la regola francescana, quindi in fondo il Papa, tutto intorno i suoi cardinali e ovviamente in ginocchio San Francesco nel momento in cui acconsente la regola francescana. Tra i grandi personaggi che Horta ha ospitato si conta una delle figure cardine della filosofia contemporanea, Friedrich Nietzsche, che definì il Sacromonte uno dei luoghi più suggestivi del mondo. Nel 1882 la giovanissima Lou Salomé soggiornò per qualche giorno ad Horta con il grande filosofo. Nelle memorie della Salomé si legge che in quel periodo lei e Nietzsche trascorsero alcune ore al Sacromonte, dal cui incanto furono a tal punto rapiti da sentirsi in preda ad un'insolita euforia, che gli fece vivere momenti di estatico rapimento, che portarono Nietzsche a vivere un amore non corrisposto dalla giovane donna. Fu proprio l'illusione amorosa scaturita dall'estasi di un pomeriggio ad Horta San Giulio a determinare una svolta nel pensiero del filosofo, che da quel momento iniziò la gestazione delle sue opere critiche, come il celeberrimo Così parlò Zarathustra. Italian Travel, sono sul lago d'Orta, a zonzo per le stradine del borgo storico di Horta San Giulio, in compagnia di Alessandra, che mi sta mostrando le meraviglie di questo luogo. Adesso ti porto in un luogo stupendo, andiamo sull'isola di San Giulio, è l'isola del silenzio. È tutto legato al monastero di Clausura che occupa la maggior parte dell'area, quindi silenzio decantato da San Benedetto. E poi ti racconterò anche un po' di mistero, perché l'isola del silenzio ma è legata anche ai serpenti, alla leggenda di San Giulio. Ai serpenti? Sì, ebbene era un'isola che spaventava molto, stiamo parlando del IV secolo, ma avrai delle sorprese piacevoli sull'isola. Quindi è diventata l'isola del silenzio? È diventata l'isola del silenzio. Perché serpenti mi sa certo, non proprio di silenzio, qualcosa di più oscuro. Assolutamente misteriosa. Vogliamo andare? Prendiamo il battello per Andiamo, andarci. va bene. Con il battello in pochi minuti percorriamo il breve tragitto che separa Piazza dalla Motta dall'isola di San Giulio, un fazzoletto di terra abitato già nel Medioevo ed oggi occupato quasi interamente dal monastero benedettino delle monache di Clausura. Proprio sull'isola di San Giulio sono stati ambientati diversi romanzi e il film La corrispondenza di Giuseppe Tornatore. Ecco qua, San Giulio. San Giulio era un sacerdote che nel 390 scappa dalla Grecia dalle persecuzioni ariane. Arriva sul lago d'Orta, vede l'isola di San Giulio e disse: io lì voglio costruire la mia 100ª chiesa. Le altre 99 le aveva costruite un po' in ogni parte durante il suo cammino. Nessuno lo volle accompagnare sull'isola. Allora cosa fece? Prese il suo mantello, lo mise sull'acqua, questo galleggiò, proprio come vedi lì. Sei riuscito ad arrivare sull'isola sul suo mantello. Esatto, ma vedi che ci sono tutti quei serpenti? Che è il simbolo pagano, se non sbaglio. Esatto, sull'isola di San Giulio c'era probabilmente un altare pagano che faceva veramente tanta paura alla popolazione,
Siamo nel IV secolo, quindi dire un serpente sicuramente doveva spaventare. Ecco perché è sempre ripreso con il mantello, il bastone e tutto il male che ovviamente viene ucciso. Lui era anche un esorcista, quindi ha costruito una croce e ha distrutto questo altare pagano. E ha costruito la prima chiesa cristiana su questo territorio. E questa è una teoria di santi. Il primo a sinistra è San Sebastiano, guarda, è scritto anche nel titolo. Sì. L'hanno trafitto con tutte queste frecce. Il secondo è ancora più facile, guarda. San Rocco, bravissimo. sì, ok. E poi c'è un bellissimo San Giacomo, San Giacomo. Maggiore, una Santa Caterina d'Alessandria, sopra i 4 dottori della Chiesa. Scendiamo nella cripta. Quindi questa è la cripta. Sì, oscurolo. E pensa che fino al 1697 non avevamo idea di dove fosse sepolto San Giulio in chiesa. Hanno distrutto completamente il pavimento, hanno trovato una cassetta con alcune parti del corpo di San Giulio e hanno finalmente eseguito non soltanto lo scavo per la cripta, ma hanno deposto il corpo di San Giulio, come lo vedi, in questa bellissima urna in cristallo e argento. Questo è il luogo più utilizzato dai fedeli, più frequentato. Orta San Giulio è davvero un posto magico, ricco di storie e di leggende, una delle quali si trova proprio qui sull'isola. Alessandra mi sta portando a conoscerla. È Maria Antonietta, unica residente dell'isola, a parte le monache. Questa è una casa del 1400, infatti non dà sul lago e all'interno era addossata alla fortezza longobarda. Il suo negozio è pieno di interessanti cimeli, tra cui una macchina fotografica di fine Ottocento appartenuta al padre e una riproduzione di una vecchia stampa del Seicento di Orta San Giulio, con il Sacromonte e l'isola. Maria Antonietta ha una grande passione per i campanili e ci racconta di quanto si divertiva a salire sul campanile della chiesa dell'isola a suonare le campane, specificando che tutto questo accadeva Anni fa e chi li fa. La giornata è volata via veloce in compagnia di Alessandra ed è arrivato il momento di salutarla. I turisti tornano in albergo e le strade e le piazze di Orta San Giulio si svuotano piano piano. Ma il lago d'Orta ha ancora qualcosa da offrirmi. I problemi di inquinamento dovuti all'industrializzazione delle coste, per i quali il lago d'Orta era tristemente noto all'inizio del Novecento, sono ormai un lontano ricordo, e le sue acque sono oggi tra le più pulite che si possano trovare in un lago prealpino. Con il sole che scende piano sull'orizzonte, la tentazione di un tuffo diventa irresistibile. E quindi... Italian Travel, continuate a seguirmi. Alla prossima!